Falsa cittadinanza per 800 stranieri, arrestati 7 brasiliani in un'operazione in Piemonte, coinvolto anche un parroco della provincia di Padova. La cosa peggiore sta per venire, aspettate e vedrete. Le parole su Facebook di un richiedente asilo a Jesolo in merito alla strage sfiorata di Milano fanno scattare la perquisizione della Digos. Insulti razzisti verso un giovane calciatore di colore del Treviso Calcio, l'episodio durante la partita del campionato giovanissimi domenica scorsa. Tragico schianto ieri sera nel Padovano, moto e auto si scontrano all'ospedaletto Euganeo, muore un centauro di 44 anni. In fiamme i boschi a Colvisentina, confine tra il territorio del Vittoriese e del Bellunese, ci sarebbe l'ombra dei piromani sui roghi del Cansiglio. Dopo la confessione del terrorista Battisti ieri sera, Adriano Sabadin a Ring: spero che la magistratura faccia il suo lavoro senza farsi influenzare dalle parole di pentimento, temo sia il tentativo di ottenere uno sconto di pena. Aspresiano, uno speciale dopo scuola con il quale il comune vuole coinvolgere i ragazzi delle medie, un modo per far prevenzione del disagio giovanile. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano, un'operazione che ha portato la polizia in Piemonte ad arrestare 7 cittadini brasiliani per un'inchiesta sulla falsa cittadinanza per ben 800 stranieri e ci sarebbe anche un sacerdote della provincia di Padova coinvolto in questa inchiesta. Sentiamo. Inducevano in errore i pubblici ufficiali delle anagrafi comunali per ottenere la cittadinanza italiana. 7 brasiliani arrestati dalla squadra mobile tra Verbania e Novara. Nella rete degli investigatori anche un parroco della diocesi di Padova. 800, secondo la polizia, sono le cittadinanze ottenute con l'inganno per un giro d'affari stimato in oltre 5 milioni di euro. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile piemontese, durate oltre un anno, hanno smascherato un gruppo criminale che ingannava gli uffici delle anagrafi facendo apparire i brasiliani come residenti nei comuni delle province di Verbania e Novara per ottenere l'iscrizione nei relativi registri necessari a perfezionare la pratica della cittadinanza. Non avete ancora visto niente, ma la cosa peggiore sta per venire, aspettate e vedrete. A scrivere questo commento su Facebook in merito all'attentato sull'autobus, lo ricorderete, di una settimana fa nel milanese, è stato un richiedente asilo di Jesolo, parole che hanno fatto scattare una perquisizione eseguita dalla Digos su disposizione del procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi, che coordina i magistrati antiterrorismo. Al momento l'uomo non è indagato in attesa della conclusione degli accertamenti, ma non viene escluso che possa perdere lo status di richiedente asilo. È infatti ospite da un anno insieme a un centinaio di persone nella struttura che la Croce Rossa ha attivato a Jesolo. Al centro delle verifiche in particolare il fatto che il migrante possa avere o meno contatto con dei gruppi radicali. E nella Marca trevigiana invece un episodio grave di insulti razzisti nei confronti di un ragazzino di appena 15 anni di colore che gioca nelle squadre giovanissimi del Treviso Calcio. L'episodio è avvenuto domenica scorsa, coinvolta anche una squadra del veneziano, tanti gli insulti ma anche le minacce nei confronti del ragazzino. Una brutta storia di razzismo ancora più grave perché è avvenuta su un campo di calcio del campionato giovanissimi tra giocatori di 15 anni. L'episodio sarebbe accaduto durante la partita tra Treviso e Milanese, stando a quanto ricostruito dai giovani calciatori biancocelesti. Nel mirino di alcuni avversari un compagno di squadra di colore che nel corso del match sarebbe stato in più occasioni vittima di insulti a sfondo razzista, ma anche di pesanti minacce che sarebbero state rivolte pure ad un altro giocatore del Treviso intervenuto in sua difesa. Un episodio di cui sarebbero stati testimoni anche alcuni genitori a bordo campo. Entrambe le squadre hanno duramente condannato l'episodio e i vertici della Milanese hanno promesso che andranno fino in fondo, dicendosi pronti a prendere eventuali provvedimenti. La dirigenza biancoceleste ha informato dei fatti la FIGC. Un'altra purtroppo vittima della strada è ancora una volta la provincia di Padova a far registrare l'ennesimo lutto, una 44enne in sella alla sua moto.
Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, ma all'improvviso, mentre stava percorrendo la regionale 10 ad Ospedaletto Uganeo, si è schiantato contro un furgone. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al motociclista 44enne. Ancora una vittima sulle strade padovane. A perdere la vita questa volta è stato Matteo Canevarolo. Abitava a Saletto ed era padre di 2 bambini. Stava rincasando in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un furgone Mercedes guidato da un 64enne di Ospedaletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per raccogliere le testimonianze e ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Stando ad una prima ricostruzione, il furgone avrebbe svoltato a sinistra tagliando la strada al Centauro che si è schiantato. Matteo Canevarolo era molto noto nel calcio amatoriale della Bassa Padovana, capitano storico della Testa e Quadrifoglio Saletto. Nell'ultimo campionato aveva militato nel Merlara, squadra che gioca in seconda categoria. Torniamo a parlare di incendi adesso, incendi di boschi dopo quelli sul Cansiglio, sui quali c'è l'ombra, il forte sospetto dell'azione di piromani. Un altro incendio, stavolta in fiamme, i boschi a Col Visentina, confine tra i territori del Vittoriese e del Bellunese. La chiamata al 115 è arrivata poco dopo le 23, in fiamme i boschi a Colvisentine fra le province di Treviso e Belluno. Il fuoco era visibile a decine di chilometri di distanza. Il forte vento di ieri sera ha alimentato le fiamme che si sono propagate in un attimo. Immediatamente i residenti hanno allertato i vigili del fuoco che sono arrivati con diverse squadre sia da Treviso che da Vittorio Veneto. Numerosi anche i volontari dell'antincendio boschivo. Le fiamme hanno raggiunto una linea di fuoco della lunghezza di circa 800 metri. Le operazioni sono durate per quasi tutta la notte. E questo è il secondo incendio in soli 2 giorni. Domenica pomeriggio un altro rogo è scoppiato a Villa di Villa in una frazione di Cordignano. Ha interessato 3 ettari di bosco. L'ipotesi più accreditata è che qualcuno possa aver innescato il rogo. Secondo alcune segnalazioni sarebbe stata annotata un'auto con persone a bordo proprio nel punto dove è partito l'incendio. Ed ora è caccia ai piromani. E un altro incendio divampato la scorsa notte a Costermano sul Garda in provincia di Verona ha causato gravi danni in un supermercato. Le fiamme sono divampate dal magazzino interrato, hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco per 5 ore con 14 uomini e 3 mezzi. Ancora da chiarire le cause del rogo che vediamo in queste immagini dei vigili del fuoco. E adesso torniamo a parlare della confessione di Cesare Battisti, il terrorista che a carcere ha confessato, ha ammesso dopo tanti anni, dopo 40 anni, di aver ucciso quelle 4 persone, il reato per cui appunto è in carcere, dopo tanti anni in cui invece aveva negato la sua partecipazione nonostante le condanne. Ebbene, una confessione insomma che ha tornato a far discutere sulla figura di questo terrorista appunto in carcere, la cui cattura ha rimbalzato un po' su tutti i giornali e su tutti i media nazionali e non 2 mesi fa. Tra le persone ovviamente che hanno commentato questa confessione di Battisti anche il figlio di Lino Sabbadin, Adriano Sabbadin, il figlio del macellaio ucciso nel 1979 a Santa Maria di Sala, che era ospite ieri sera a Ringa. Sentite cosa ha detto. Per noi è una grande soddisfazione che abbia ammesso, però sono molto riservato e molto un po' sfiduciato perché non credo che sia una strategia difensiva. Una strategia difensiva, sì. Cioè? Penso che voglia godere di questa prova anche per scontare una riduzione di pena. Per avere una riduzione di pena. Sì. Lei qualche tempo fa ci disse un bastardo e altre cose che da un figlio che ha vissuto questa sofferenza per 40 anni sono comprensibili. E ci disse lo vorrei incontrare. Poi mi sembra, forse ha cambiato un po' idea. Oggi? Oggi no. Oggi no? No. No, disse lo voglio incontrare perché così voglio farmi dire da lui che è stato lui, voglio che confessi. No, guardi, per il momento resto dell'idea di non incontrarlo. Non voglio più vederlo, non voglio più sentire niente di lui e spero che la magistratura faccia il suo corso in modo onesto, che non credano e che non si lasciano prendere dalle sue parole, perché è sempre stato un burattino, è sempre stata una persona che si gioca di noi.
Sempre nel veneziano adesso, per tornare a parlare dello scandalo dei milionari nelle case Ater, il presidente di Ater Speranzon che dice che queste persone hanno 24 mesi di tempo per restituire le chiavi dell'abitazione Ater e lasciare l'alloggio. Da una verifica dell'Ater di Venezia è emerso che alcuni inquilini non hanno più i requisiti per rimanere all'interno delle abitazioni popolari. Le disposizioni sono cambiate, come spiega il presidente Speranzon. C'è una nuova legge regionale, la 39 del 2017, che ci impone di ricalcolare tutti i canoni per i nostri inquilini. Prima venivano fatti dei controlli a campione, che comunque anche in passato hanno permesso di individuare delle persone che erano all'interno delle case popolari che non avevano titolo per rimanerci, solo che gli strumenti che possiamo utilizzare oggi per verificare il loro stato patrimoniale sono diversi rispetto a quelli del passato. In passato con la legge 10 chiedevamo sostanzialmente l'autocertificazione della loro situazione reddituale, per cui avevamo un controllo sulla loro dichiarazione di redditi. Oggi abbiamo l'ISEE che ci permette invece di verificare anche i loro conti correnti e altri aspetti di natura invece patrimoniale. Dall'ISEE non si scappa dunque e ora queste persone hanno 24 mesi di tempo per lasciare l'alloggio. In alcuni casi non c'è dolo da parte delle persone che hanno insomma, una situazione ISEE molto lontana da quanto previsto dai limiti di legge, perché magari sono stati beneficiari di donazioni o di eredità nel corso degli ultimi mesi o degli ultimi anni. Il nostro obiettivo è quello semplicemente di recuperare gli immobili che sono attualmente in uso a persone che non ne hanno titolo, per poterli dare quanto prima invece a famiglie che ha i titoli per stare all'interno di una casa pubblica li hanno. Occorre una logica di buon senso, prosegue Speranzon, nella gestione degli alloggi pubblici. Noi speriamo che queste persone abbiano il buon senso nel momento in cui riceveranno la lettera di sfratto da parte nostra, di liberare quanto prima quelle abitazioni e restituircele. Ancora a Mestre con la trentina di interventi ieri sera per danni per il vento, il maltempo che ha attraversato un po' soprattutto la zona del veneziano, tra Venezia e Mestre. Ilaria Marchiori al telefono. Ilaria, com'è allora la situazione? Buongiorno da Venezia, era stato annunciato e così nella notte ci sono state varie raffiche di vento nel territorio. I vigili del fuoco infatti sono stati impegnati per alcuni danni provocati proprio da queste raffiche di vento che hanno coinvolto la provincia, in particolare Mestre e Venezia, ma qualcosa anche sul litorale. Sono state una trentina le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco, soprattutto per segnalare alberi caduti, rami spezzati, ma anche qualche cartello stradale e reti dei cantieri divelte che hanno ostruito alcune strade. In generale però, riferiscono i vigili del fuoco, non si sono registrate situazioni gravi. Difficoltà anche a Mestre, nella zona di Punta San Giuliano, soprattutto alla Canottieri, dove nella notte alcune delle barche delle associazioni sportive sono crollate a terra a causa della forza del vento. E comunque la serata e la nottata di lunedì sono state caratterizzate da piogge temporali un po' in tutto il Veneto. Già da questa mattina nel veneziano il cielo era quasi completamente sgombro e il meteo nuovamente sereno. Per la giornata il servizio ARPAV annuncia comunque cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, i venti in pianura invece deboli o moderati. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. A proposito di maltempo, il governo ha sbloccato i fondi per i danni causati dal maltempo dell'ottobre scorso, l'annuncio è arrivato ieri da Padova. Il governo aveva già destinato al Veneto 1 miliardo di euro per i danni che il maltempo ha causato a fine ottobre 2018. Ora si tratta di ripristinare il territorio. 215 cantieri già attivati, altri 350 partiranno grazie allo sblocco dei fondi, annunciato dal capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli davanti agli addetti ai lavori, università, vigili del fuoco e protezione civile regionale all'Orto Botanico di Padova. Il governo ha chiesto l'elenco delle opere, cioè come il Veneto intende spendere questi soldi, e il governatore Luca Zaia ha presentato
presentato il piano una settimana fa. In giro di pochi giorni il Dipartimento oggi ha annunciato, a voce del capo Dipartimento Borrelli, che ha approvato il piano del commissario Zaia, quindi da questo momento possiamo attivare tutti i 350 nuovi cantieri che abbiamo intenzione di far partire prima dell'estate. Veneto come esempio da esportare in Italia e in Europa: prevenzione, analisi dei rischi, protocolli per prendere le decisioni giuste in fretta, regione e università unite insomma dai risultati scientifici. Il capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha detto che il Veneto ha dimostrato di essere un'eccellenza, anzi è molto interessato per esempio dei modelli idraulici e meteo che noi abbiamo, che nessun'altra regione in Italia ha, e quindi vuole estenderlo anche alle altre regioni. Veneto regione leader del volontariato, solidarietà, ma anche per gli interventi delle istituzioni contro il rischio idrogeologico. Opere di prevenzione, abbiamo investito 866 milioni di euro in questi ultimi anni e si sono visti i risultati. Nel 2010 ci sono stati ben 32 punti in cui si sono rotti gli argini, questa volta invece non è successo. Infine un sistema di previsioni del tempo messo a punto da ARPAV e università, unico in Italia e in Europa, un modello per tutti. Parliamo di sanità adesso, l'eccellenza della sanità in Veneto, un intervento importante effettuato a Padova per come dire, diciamo così, bruciare la metastasi in due organi diversi. La termoablazione, si chiama ablazione termica a microonde, viene usato il calore per distruggere le cellule tumorali, una tecnica applicata nella cura delle neoplasie del fegato e da qualche tempo validata anche su altri organi, come per esempio il polmone e il rene. L'intervento di Padova è stato effettuato in due organi diversi, fegato e polmone in contemporanea, nella stessa seduta. La tecnica di termoablazione con microonde, totalmente mini-invasiva, è stata eseguita per via percutanea, arrivando direttamente all'organo malato in modo rapido, grazie alla guida dell'imaging strumentale, che ha permesso di mirare e centrare il bersaglio con precisione attraverso la cute con l'inserimento di un semplice ago. Quindi una duplice procedura per distruggere la metastasi in due organi contemporaneamente. Quindi un altro successo importante della sanità veneta e soprattutto dell'ospedale di Padova. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, allora siamo a Spresiano, siamo tornati nella Marca Trevigiana per parlare di un doposcuola davvero speciale, quello con il quale il Comune ha voluto coinvolgere alcuni ragazzi delle scuole medie ed è stato un modo per fare prevenzione del disagio giovanile. Vedete, guardate come. Io credo che ci siano davvero dei ragazzi che hanno un valore dentro che deve solo trovare il modo di essere espresso e credo che insomma, gli stiamo dando una mano a trovarlo. Ecco. Dipingere per stare insieme, dipingere per stare lontani dalla strada e dalle cattive compagnie. È l'idea che a Spresiano ha spinto lo spazio giovane del comune ad affidare all'artista italo-argentina Aldana Ferreira un progetto che coinvolge i ragazzi delle medie, molti dei quali di origine straniera, in un doposcuola alternativo, che li impegna e li aiuta a convogliare in positivo le loro energie. Giorno dopo giorno il murale ha visto la luce tra la chiesetta dei Giuseppini e il padiglione della Proloco. Se tratan siempre temas sociales, aunque bueno, en este caso i ragazzi hicieron una idea del no racismo, della unión de squadra, anche della celebrazione alla vida. Come si stanno comportando? Molto bene, complimenti, buono, bravo ragazzi. È molto bello stare in gruppo e ci siamo trovati bene, ci troviamo molto bene tra di noi ed è anche divertente. Abbiamo fatto il calcio perché comunque è uno sport che ci accomuna tutti e è la nostra passione. Questo che murale sei? Questo è un murale che dà valore aggiunto, credo, alla cittadinanza e alla popolazione di Spresiano. È un progetto realizzato dai ragazzi dello Spazio Giovani e vedete c'è una bella storia, ecco, raccontata qui, quindi credo che queste siano forme d'arte che valorizzano il territorio. Nulla a che vedere con le scritte spray con cui qualcuno ha imbrattato la vicina chiesa. Magari adesso andremo avanti con questo progetto dopo l'estate, potrebbero venire qui, i muri li diamo noi, gli diamo anche i colori, insomma, potrebbero dare libero sfogo a una forma artistica piuttosto che a delle porcate così.
Sempre nella Marca, le giornate di primavera del FAI permettono di scoprire alcuni spazi di territorio dimenticati. Guardate. Quando la fabbrica sfornò il suo ultimo mattone era il 1963 ed erano già trascorsi 120 anni dalla sua nascita, in piena rivoluzione industriale. È la fornace Guerra Gregori a Sant'Antonino. L'edera sui muri e i cedimenti di alcune parti raccontano di un lungo stato di abbandono che la sta lentamente riconsegnando alla natura. Ma grazie alle giornate di primavera del FAI, Fondo Ambiente Italiano, è stato possibile gettare uno sguardo al suo interno e scoprire le vestigia di un vecchio mondo industriale che non esiste più, come i resti del grande forno Hoffman di fine Ottocento, con nicchie di carico che consentivano la produzione a ciclo continuo di centinaia di migliaia di pezzi per volta. Nella mattonaia invece i laterizi venivano formati, tagliati e preparati per il trasporto. Uno dei proprietari, Giorgio Gregori, fu anche sindaco di Treviso nel secondo dopoguerra, ma fu il suo predecessore, Gregorio, a dare lustro alla fornace. Arsenale, Fondaco dei Turchi, Campanile di Torcello e Molini Stucchi a Venezia sono solo alcuni degli edifici ristrutturati e decorati con i mattoni e le ceramiche della fornace, in Italia ma anche in Russia, Stati Uniti e Giappone, grazie anche ad una felice intuizione. Di affiancare proprio la produzione artistica accanto appunto alla produzione di oggetti per l'edilizia di ogni giorno, e questa è stata una sorta di arma in più per la fornace, per la produzione, in quanto i premi che venivano ottenuti anche alle esposizioni universali che si svolgevano nelle parti più disparate del mondo erano una vera e proprio biglietto da visita per la qualità del prodotto che nasceva all'interno della fornace. Anche il grande scultore Arturo Martini, ad esempio, da giovane lavorò nel laboratorio degli artisti ricavato all'interno della fornace. La riscoperta di questo piccolo e poco conosciuto gioiello di archeologia industriale lungo il Sile è stata premiata da quasi 3.000 visitatori, un interesse che fa guardare con ottimismo alla possibilità di una nuova vita per la fornace Guerra Gregori. Sì, potrebbe averla sicuramente, pensando anche delle funzioni che potevano andare dall'incubatore di idee, da piccoli laboratori. E la corsa solidale per il piccolo Joe fa registrare ancora buone notizie. Joe non solo calciatore ma anche piccolo pirata con la sua crestina. Eccolo in braccio a uno degli attori della compagnia Magia dei Colori, il gruppo che ha portato in scena a Curtarolo uno spettacolo frizzante e gioioso il cui ricavato è destinato alla raccolta fondi per raggiungere la quota necessaria a sottoporre il bimbo di Piazzola all'operazione in Florida, l'unica alternativa, lo ricordiamo, all'amputazione della gambina destra. Servono, ormai lo sapete bene, 400.000 euro, 230.000 la quota raggiunta oggi, e non si fermano le iniziative di solidarietà, accanto alla generosità infinita di voi telespettatori che avete accolto l'appello che mamma Erika ha lanciato attraverso le nostre telecamere e che il gruppo Media Nord-Est ha subito sostenuto. In programma pranzi, cene comunitarie per dare il meglio al piccolo Giovanni nel pieno senso dell'essere comunità, della condivisione, dell'aiuto vero, concreto, disinteressato al prossimo. Diamo qualche data: il 13 aprile a cena con Gio nei locali della Proloco di Galliera, il 14 aprile pranzo di beneficenza a Curtarolo, ancora il 28 in occasione della sagra di San Giorgio in Bosco un'intera giornata sarà dedicata al nostro guerriero, e sempre domenica 28 aprile anche San Zenone torna a mobilitarsi, questa volta con un pranzo in piazza Rovero. Insomma, il traguardo è sempre più vicino. Sui siti di tutte le emittenti del gruppo Media Nord-Est, quindi Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 Trieste, trovate tutti i riferimenti su ogni sito per l'IBAN, quindi per dare il vostro contributo per portare avanti ancora la corsa fino al traguardo dei 400.000 euro. Fra pochissimo Rete 13 in diretta, e poi questa sera 20:10 Domenico Lo Sappio che a Treviso in questi giorni fa discutere perché ha lasciato il Movimento 5 Stelle, è entrato nel gruppo misto e ha accusato il Movimento 5 Stelle di aver tradito i veri valori del movimento, i valori fondativi del Movimento 5 Stelle. Quindi da non perdere questa sera le sue parole a 20:10. Adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà ancora il bel tempo ad essere protagonista sulle nostre regioni, l'alta pressione si mantiene dunque salda.
Nel dettaglio possiamo vedere che sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 8 gradi, massime in lieve calo comprese tra 13 e 16 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà una splendida giornata all'insegna del sole e il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le province. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime in lieve diminuzione tra 14 e 15 gradi. Situazione pressoché identica sul Trentino Alto Adige, anche sulla nostra regione, infatti splenderà il sole, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime comprese tra 15 e 16 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.